Le aveva ritirate l'allora amministrazione Zambuto anche su sollecitazione del Consiglio Comunale, tutto in attesa dell'esito del giudizio di ottemperanza davanti al CGA. Ora le linee guida alle prescrizioni esecutive al piano regolatore generale al Comune di Agrigento torneranno in aula. Sono state già predisposte dall'ufficio tecnico di Palazzo dei Giganti. Lo ha annunciato il commissario straordinario Luciana Giammanco. Considerata l'importanza della problematica relativa all'espansione urbanistica della città, col mio atto di indirizzo, spiega l'alto dirigente della Regione, ho voluto riproporre all'esame del civico consesso la proposta di deliberazione, un argomento che tante polemiche aveva innescato, anche per il fatto che si tratti di linee guida e non di prescrizioni esecutive vere e proprie. Le prescrizioni interessano comunque 5 ambiti territoriali, denominati città istituzionale, che riguarda il nord della città nella zona compresa fra il Tribunale e l'Agenzia del Territorio, Riviera Dune, che comprende la zona nord di Viale delle Dune, Viale Cannatello, che interessa l'asse a sud-est di Viale Cannatello, Mosè Mercato nella zona ubicata a sud del villaggio Mosè e Cugno Sala a est di Viale Cannatello. Se approvate dal Consiglio Comunale, queste prescrizioni consentiranno la realizzazione da parte dei privati di immobili sotto forma di lottizzazione con la partecipazione di tutti i proprietari. Insomma, il piano regolatore generale del Comune di Agrigento potrebbe finalmente essere operativo e non un contenitore vuoto come è stato finora, senza produrre alcun effetto benefico per il territorio e per l'economia.